Ringraziarvi di essere intervenuti e ringrazio anche tutti i senatori che sono qui e i deputati che hanno partecipato alla stesura di questa proposta di legge e hanno fatto un lavoro incredibile. In questo momento siamo in un paese in cui chiudono le imprese e nascono nuove mafie. L'abbiamo visto ieri a Roma e la responsabilità sia della chiusura delle imprese che della nascita di nuove mafie e dei partiti che oggi nel patto del Nazareno stanno riscrivendo la Costituzione e la legge elettorale. Rispetto ad uno scenario che ancora una volta butta fango sull'Italia, facendo conoscere al mondo che oltre alle mafie che già conoscevamo ce n'è ancora un'altra e che guarda caso vive e si nutre dei rapporti con la politica, l'unica forza politica che in questo momento deve pensare necessariamente al futuro di questo Paese siamo noi. Prima di tutto perché, come avete potuto ben vedere, il nostro nome non figura negli atti che riguardano i fatti di Roma, quando invece il partito del Presidente del Consiglio e l'altra coalizione sfidante, quella del Presidente del Consiglio, ci sono dentro, secondo la magistratura, a piene mani. E quando ieri ho sentito il procuratore della Repubblica di Roma che diceva abbiamo dimostrato che a Roma la mafia c'è, e poi sono andato a vedere per colpa di chi la mafia c'è, non avete potuto immaginare quanto potevo essere arrabbiato del fatto che per evitarla bastava non votarli più questi personaggi, bastava non votarli più.